Osanna al figlio di David, Osanna al Redentore. Apritevi a porte eterne della gloria, alla terra per il suo potere. Osanna al figlio di David, Osanna al Redentore. Fratelli e sorelle, fin dall'inizio della abbiamo cominciato a preparare i nostri cuori attraverso la penitenza e le opere di carità. Oggi siamo qui radunati affinché con tutta la Chiesa possiamo essere introdotti al mistero pasquale del nostro Signore Gesù Cristo, il quale per dare reale compimento alla propria passione e risurrezione entrò nella sua città Gerusalemme. Seguiamo perciò il Signore, facendo memoria del suo ingresso salvifico con fede e devozione, affinché resi partecipi, per grazia del mistero della croce, possiamo avere parte un giorno alla risurrezione e alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi lauri di Dio, concedi noi che serviamo esultanti Cristo nostro Re e Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca.
In quel tempo Gesù, davanti a tutti, salendo verso Gerusalemme, quando fu vicino a Betfage e a Betania, presso il monte detto degli Ulivi, inviò 2 discepoli dicendo: andate nel villaggio di fronte, entrando troverete un puledro legato, sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. Se qualcuno vi domanda perché lo slegate, risponderete così: il Signore ne ha bisogno. Non aveva detto loro. Mentre slegavano il puledro, i proprietari dissero loro: perché slegate? Essi risposero: il Signore ne ha bisogno. Lo condussero allora da Gesù e gettati i loro mantelli sul puledro, fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano loro i mantelli sulla strada. E alla discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare il Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Alcuni farisei tra la folla gli dissero: Maestro, rimprovera i tuoi discepoli. Ma egli rispose: io vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre. Parola del Signore. Osanna al figlio di Davide, Osanna al Redentore. Verrai un giorno giudice, unite con Gesù, rimetti i nostri falli nel giorno. Osanna al figlio di Osanna al Redentore. Onore, lode e gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, nei secoli sarà. Osanna al figlio di Davide, Osanna al Redentore. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello ai uomini in Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione, per partecipare un giorno alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te, per tutti i secoli dei secoli. Sediamo e ascoltiamo. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo seduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli spusi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra.
sapendo di non restare confuso. Parola di Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché mi hai abbandonato? Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. Dio mio, perché mi hai? Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Ma tu, Signore, non mi stare lontano. Mia forza, vieni presto in mio aiuto. Ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. Gloria e lode, come da lunga tradizione, la passione secondo questo caso, secondo l'Evangelista Luca. Facciamo la versione più breve, ecco, che ci porta a pensare a Gesù già condannato a morte da parte del Sinedrio, cioè che era il tribunale ebraico, ma essendo sotto il dominio di Roma, ogni condanna a morte doveva essere sottoscritta dal governatore Pilato. Ecco, e quindi dopo averlo condannato loro, lo portano al mattino del venerdì appunto nel pretorio e chiedono a Pilato la conferma della condanna a morte. Tutta l'assemblea. Sì. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore.
12. Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla somma: non trovo quest'uomo alcun motivo di condanna. Ma essi si decidevano dicendo: costui voleva loro insegnando per tutta la Giudea, dopo aver passato da Galilea fino a qui. Udito ciò, Pilato domandò se quell'uomo era Galileo, e saputo che stava sotto l'autorità di Erode, lo rinviò a Erode, che in quei giorni si trovava in piedi a Gerusalemme. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo infatti desiderava vederlo, per aversi sentito parlare e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò, facendogli molte domande, ma egli non gli rispose nulla. Erano presenti anche i capi dei sacerdoti e gli scribi, e insistevano nell'accusarlo. Allora anche Erode con i suoi soldati lo insultò, e fece vertere di lui, gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò al campo. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici tra loro. Prima infatti tra loro vi era stata inimicizia. Pilato riunì i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo. Disse loro: mi avete portato quest'uomo come accusatore del popolo. Ecco, io l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato a quest'uomo nessuna delle cose di cui lo accusate. E neanche Erode, infatti, ce l'ha accusato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò, dopo averlo punito, lo rimetterò in libertà. Ma essi si misero a gridare tutti insieme: togli di mezzo costui, rimettiti in libertà Barabbas. Questi era stato messo in prigione per una rivolta scoppiata in città e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo, perché voleva rimettere in libertà Gesù. Ma essi urlavano: crocifiggilo, crocifiggilo. Ed egli per la terza volta disse loro: ma che male ha fatto a costui? Non ho trovato in lui nulla che meriti la morte, dunque lo punirò e lo rimetterò in libertà. Essi però insistevano a ragione, chiedendo che venisse crocifisso, e le loro ira crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta venisse rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio, e che essi chiedevano che consegnò Gesù a loro. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si battevano in petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, portandosi verso di loro, disse: Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili, i greci che non hanno generato e i seni che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e alle colline copriteci, perché se si tratta così legno verde, che avverrà del legno secco? insieme con lui venivano condotti a morte anche altri di questi, che erano malfatti. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfatti, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. poi dividendo le sue vesti, le tirarono al suolo. Il popolo stava a vedere, i capi invece lo deridevano, dicendo: ha salvato altri, salva se stesso, se lui è il Cristo di Dio. Anche i
passano per cortechi dell'oggetto che dicevano è il cui re dei salva. Sopra di lui c'era anche una scritta, costui è il Medesimo. Uno dei mandatori appesi alla croce lo insultò. Non sei anche lui Cristo, salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena. Noi vostramente perché reiteriamo quello che abbiamo meditato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. Ed essi, Gesù, ricordati di me quando crederai nel tuo regno. Ti rispose: in verità, io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Era già verso mezzogiorno e fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era riposato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. detto questo, Ecco, in questi momenti di silenzio, preghiamo perché la passione e la morte di Cristo diventi veramente sorgente di salvezza per tutti. Per i nostri parenti che non sono più con noi, perché siano appunto nella gloria del cielo, del paradiso, per quelli che sono nel purgatorio, perché le nostre preghiere il momento della loro entrata nella gloria dei cieli, e per noi, perché nelle croci della vita, nei momenti difficili, abbiamo a sentire questa presenza. Lui è stato aiutato dal Cireneo a portare la croce. Lui, perché è risorto, diventa il nostro Cireneo, ad aiutarci a portare, ecco, quello che ci fa soffrire nella vita, perché Lui è Dio. Per questo preghiamo. Sedete nuovamente. so che era accaduto in discensione dalla gloria del Dio veramente questo uomo della vita. Così pure tutta la cosa che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava facendosi in questo. Tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea stavano da lontano a guardare tutto questo. Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, buono e giusto. Egli non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava le retribuzioni. Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro, scavato nella roccia, del quale nessuno stava ancora sepolto. Era il giorno della parascella, e già vendevano le luci del sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe e se osservarono il sepolcro e com'era stato posto il corpo di Gesù. E poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono virtuoso com'era Gesù. Credo in un solo Dio,
Spirito per noi uomini, e però santo si incarnato nel sempre aver fatto uomo. Nel cielo si della vendita del Padre, e di nuovo verrà nella gloria e il suo regno. Fratelli e sorelle, guardando fisso, eleviamo al Padre la nostra preghiera per tutta l'umanità. Diciamo insieme il nostro ascolto. Nostro ascolto. Padre nostro, ascoltaci. Padre, ascoltaci. 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 Questa è la nostra secondo la tua volontà. Nostro benedetto dalla tua volontà. Abbiamo pane sotto la terra della volontà. Lo presentiamo a te perché diventi per di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua volontà, della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a noi, le valvette. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Dio Onnipotente, la passione del mondo, apprende il giorno del suo perdono, non lo meritiamo con le nostre, ma la sera, dalla tua misericordia, questo nostro mirabile sacrificio per Cristo nostro Signore. Signore sia alto i nostri cuori. Veramente cosa buona è giusta. Bene, grazie e senti ogni luogo per il Signore Padre Santo. Dio di potente ed eterno per Cristo nostro. Egli accettò la passione per noi peccatori
e consegnandosi ad un'ingiusta condanna, con la sua morte e l'amore delle sue nostre colpe, e con la sua risurrezione sia pistola salvezza. E noi ci corriamo, innalziamo a te il nostro canto e acclamiamo i figli della tua lode. Santo, 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 i cieli e la terra sono pieni della tua donna nell'alto dei cieli, benedetto nel nome del Signore, Osanna nell'alto. È veramente santo, fonta, santifica questi doni con l'effusione del tuo sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, di voi e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo in sacrificio. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, prendetene tutti, questo è il calice della Santa nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua amore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Durante la risurrezione diamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Grazie per averci ammessi la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. La comunicazione del Padre della tua Chiesa diffusa. Terra qui racchiude in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Prendi l'unione con il nostro Papa Francesco, vescovo di Parma, i presbiteri, i diaconi. Ricordati i nostri fratelli che si sono addormentati nella risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili a godere la luce. Di noi tutti abbi misericordia, donaci la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con San Patrone, San Giovanni Battista, Sant'Andrea Apostolo, San Silvestro, San Luigi Scrosotti e tutti i santi che in ogni tempo ti sono graditi. E in Gesù la tua gloria. Cristo. Cristo, Dio Padre, gloria per tutti i secoli, obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in cielo, così dacci oggi e rimetti ai debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, farci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi benigno la pace
ricordi del peccato, il movimento nella ti compie la valore. Signore Gesù Cristo, per pace e vita, non guardare i nostri peccati, ma la fede donale come te in pace, secondo che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Di pietà di noi, agnello di Dio e del mondo di noi, agnello dei peccati del mondo, donaci. Beati noi che siamo invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare, ma di soltanto una parola di Dio sarò salvato. Ove sei tu, mio pastore, mi fai tu dissetar, Signore. Per me e tu immortal, il calice divino cielo, Signore, sei tu il mio pastore, nei tuoi passi, la luce la ti guiderà, da te l'introno per sempre, oh mio. Signore, sei tu il mio, nulla dei tuoi la prossima vengo a celebrare la messa in un quarto d'ora, quella brama perché ho messa alle 11 dopo era chiuso, ecco, per fare con comodo le cose. Recitiamo la preghiera adesso. Ecco, non so se l'ho mai detto, ecco, questa preghiera mi è uscita dal
proprio poi l'ho fatta sentire per telefono l'arcivescovo Mazzocato e ha dato lui l'approvazione appunto nel periodo del corona, che l'ho preso 2 volte. Anche per questo l'ho recitata chissà quante volte e ho sentito la presenza di Maria come in questi ultimi mesi che ho avuto senz'altro. E la viene pubblicato. Ho messo appunto un articolo dal titolo Madonna della Salute, presenza continua con presenza materna, partendo dal fatto di quel che è successo domenica 23. Ecco, era presente Vienda, presente Walter, 05. Sono altre 6 persone. In quei 20, quando è successo quel patatrac. In quei 20 minuti, cioè 8 persone. Grazie alla Madonna. Ecco perché ho scritto quell'articolo, Madonna della presenza continua. Io credo, certo, umanamente parlando si dice, sono stati così, cose in testa, è stata una presenza continua. 855, quando i vostri padri, Porcius, pregando la Madonna, sono stati liberati. Proprio per quel miracolo ho fatto fare questa bellissima immagine alla salute. Proprio in quella, perché alla vigilia della seconda apparizione, almeno qui a Porcius, perché fare questo un po' spento. Ecco. E poi hanno anticipato la festa di Turci Salute, che in tutto il mondo si celebra il 21 novembre, l'hanno portata e la celebriamo. Ecco, dal 45 fino al 23 marzo 25 la presenza di Maria, Madonna della Salute. La ringraziamo e la preghiamo che continui a benedirci e a proteggerci. O Vergine Santa, tu appari in un anno che ha conosciuto, che ha ucciso gli abitanti del piccolo paese di Porcius, hanno pianto loro parenti a Mircanto con la tua materna intercessione. Tu ti liberandoli da quel terribile male ed essi riconoscenti ti hanno invocata Madre amorevole. Nel che hanno lasciato il lavoro del Padre, sì da poter dire sempre come te, si compie in noi, Signore, la tua santa volontà. Così sia. Preghiamo. Volgi il tuo sguardo, Padre, su questa tua famiglia, per la quale il Signore nostro Gesù Cristo
non esitò a consegnarsi nelle mani dei malfattori e a subire il supplizio della croce. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione della Madonna della Salute di San Giuseppe suo sposo, ci benedica Dio Onnipotente che è Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Una croce tu ponesti sulla mano, una bimba che fu oggetto del tuo amore. Buona settimana santa. Porcius è una frazione del comune di Atimis ed è uno dei tanti paesini delle Prealpi friulane. Le malghe di Porcius sono conosciute a livello nazionale per il famoso eccidio dei partigiani della Brigata Osopo che è avvenuto nel febbraio del 1945. Partigiani che sono stati poi sepolti nel Bosco Romagno, come abbiamo ricordato anche sul video che trovate nella scheda sopra. È conosciuto però anche per un evento mistico avvenuto nel settembre del 1855. Si tratta della nota apparizione della Madonna alla piccola Teresa Dus, una bambina del paese che non aveva ancora compiuto 10 anni. La prima apparizione è avvenuta nel Prato della Dolina, dove 30 anni dopo è stata costruita la cappella
che ancora oggi è meta di pellegrinaggio. Le successive apparizioni, invece, sono avvenute nella chiesa del paese. In un primo momento i genitori e la comunità non credevano a questi racconti della bambina. A seguito dell'apparizione, però, sulla mano sinistra di Teresa è apparso un segno che lei ha detto essergli stato impresso dalla Madonna stessa. Si trattava di un segno che ha destato molto clamore nel paese e che consisteva in una crocetta di circa 3 centimetri di colore oro. Nonostante i genitori e anche altre persone incredule avessero cercato di cancellarla sfregando e lavando, la crocetta dorata risultava assolutamente indelebile. Poco tempo dopo, a causa di un'epidemia di colera, Teresa è rimasta orfana. Fu portata così a Udine, nella casa delle derelitte di Don Luigi Scrosoppi, il prete friulano che nel 2001 è stato dichiarato santo da Giovanni Paolo II per l'esempio di carità che ha testimoniato in favore delle tante bambine orfane a causa di queste epidemie che allora imperversavano in Friuli. Qui la giovane, nonostante i problemi di salute, nel 1867 inizia il noviziato e diventa una suora della provvidenza con il nome di Suor Maria Osanna. Muore però giovanissima di tubercolosi il 17 agosto del 1870 e le suore della sua comunità hanno testimoniato che la croce dorata, che era sempre ben visibile sulla sua mano, con la morte è diventata di colore bianco. Chi volesse approfondire questo avvenimento lo può fare documentandosi su internet o leggendo uno dei vari libri che trattano di questa apparizione. Il silenzio e la tranquillità del paese nel primo mattino viene interrotto dal continuo arrivo di automobili e di persone. Oggi, infatti, 16 agosto 2020, si fa memoria dei 150 anni della morte di Teresa d'Us, Suor Maria Osanna, e nella chiesa parrocchiale si celebra una Santa Messa solenne a cui partecipa la comunità locale, ma anche molti pellegrini e devoti che arrivano da ogni parte del Friuli e non solo. Il Vangelo di questa domenica che il diacono ci ha appena letto. La Santa Messa è presieduta dall'Arcivescovo Monsignor Andrea Bruno Maggiocato con l'assistenza e la presenza delle Suore della Provvidenza, di Don Vittorino e altri religiosi e religiose devoti alla Madonna di Porzus.
Hvaljeni Isus i Marija, sve vas lijepo pozdravljam, draga braćo i sestre, draga djeco Marina. Lijep pozdrav svima vama, slušateljima Radio Postaje Mir Međugorje, svog svetog i blagoslovljenog mjesta pozdravljam i sve vas štovatelje, majke i kraljice mira diljem svijeta. Sjetnica je spomendan Kristovog ulaska svečanog u Jeruzalem. Brate i sestro, ovdje smo u Međugorju da molimo s majkom, da budemo s majkom, da s majkom pokušamo još više slijediti i ljubiti Krista Spasitelja i Otkupitelja svega svijeta. Da mu otvorimo širom vrata svoga srca, da se nastani On sa svojim božanskim mirom i ljubavlju u nama, kako bi mogli danas u ovom vremenu sumnje i nevjere svjedočiti svijetu da nas Bog ljubi, da je Bog s nama i da je Bog u nama. I danas molimo za sve one koji se preporučuju naše molitve. Molimo za sve naše teške bolesnike, za sve medicinsko osoblje, za sve stare, nemoćne, osamljeno, žalošćene i za sve umiruće, da mir i ljubav Isusa Krista ispuni sve nas. I započnimo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Vjerovanje, glaube, credo. Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i Isusa Krista, Sina njegova jedinog, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsno od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, on će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Molit ćemo radosno tajstva Gospine krunice di Fredreking Geheimise misteri gaudiosi. Prvo radosno tajstvo, anđeo Gabriel navješta Mariji da će začeti i roditi Sina Božjega. Di perchinium l'annunciazione. Majko i kraljice naša, Tvoja beskrajna ljubav darovana je Božjem Sinu i Spasitelju svega svijeta. Pomozi, Majko, i nama danas, u vrijeme ovih sumnje, nevjere, odbacivanje Boga iz našeg života, da se i mi naučimo prihvaćati Boga, vjerovati poput Tebe, Majko, svome Bogu, i nadasve ljubiti, Majko, Tvoga Sina i našega Spasitelja Isusa Krista. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše,